Fermo! Ciao ragazzi, benvenuti a Mezzane di Sotto. Lo vedete questo carrellino elettrico? È soltanto una delle innovazioni che Marco Sartori, dell'azienda Roccolo Grassi dove mi trovo, ha portato qui. Ed è una storia, la sua, fatta di tradizione, di rapporto di famiglia e soprattutto voglia di sperimentare e di crescere. Ma andiamo con ordine. Partiamo da dove tutto è iniziato, dal vigneto Roccolo Grassi, qui a San Briccio. Il vigneto si chiama Roccolo Grassi su un terreno di origine vulcanica molto ricco di basalto. È partito tutto qui nel 1996, quando abbiamo acquistato questo vigneto, anzi mio papà ha acquistato questo vigneto. È stato lungimirante perché credeva nel potenziale di questa terra, l'ha comperata e abbiamo iniziato a fare il vino. Mio papà ha sempre fatto vino, già dal 1970 produceva tutti i vini giovani d'annata, perché il mercato era quello, non c'era questa grandissima cultura di vini da invecchiamento e questo ha fatto crescere l'azienda e ha permesso anche a me e mia sorella di poter studiare e poi di poter scegliere anche cosa fare. Il caso vuole che io studio prima agraria e poi enologia, e mi decido di fermarmi in azienda e quando stavo finendo di studiare mio papà compra questo vigneto. Da lì è stato, io dico sempre, il nostro trampolino di lancio, cioè abbiamo potuto provare a cambiare la realtà e a provare a fare dei vini completamente diversi, quindi dei vini tipo l'Amarone o il Valpolicella da lungo invecchiamento, destinati appunto per poter stare poi sulle tavole di tutto il mondo. Il vino è in questa azienda da sempre una passione di famiglia, iniziata da papà Bruno e poi trasmessa a Marco e quindi anche a Francesca. Ma quando Marco decise di mettere piede qui in azienda dopo gli studi, inevitabilmente, perché questo presuppone il ricambio generazionale, ha portato dei cambiamenti anche significativi, anche importanti e anche rischiosi, perché andavano un po' contro a tutto ciò che era stato prima. Fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, era la quantità a dettare la legge sul campo. Con il suo arrivo, Marco ha sposato invece una filosofia ben diversa che stava cominciando all'epoca a prendere piede: la qualità, nella tipologia di vigneto coltivato e nelle rese per ettaro soprattutto. E non è stato un cambiamento così semplice, ma lui per fortuna in questo è stato molto agevolato. Quando sono arrivato, la prima cosa che ho cercato di portare di innovativo sicuramente da un punto di vista agronomico, quindi io volevo dei vigneti che non fossero in grandissimo equilibrio, quindi con delle produzioni per pianta e quindi per ettaro abbastanza basse, perché basse vuol dire massimo i 70-80 quintali per ettaro, quindi il famoso 1,5 kg per pianta. In questo caso abbiamo vigneti a Guyot a 7.000 piante per ettaro, quindi dei vigneti abbastanza fitti. Questo perché se ci sono meno grappoli, io credo che la pianta, anche e soprattutto in annate difficili, troppo siccitose o troppo piovose, riesce a nutrire meglio i suoi grappoli. E quindi il lavoro che abbiamo impostato è proprio per arrivare a avere già dalla potatura con delle piante con poche gemme che producono un po' meno grappoli, per cui poi quando è luglio-agosto, se dobbiamo fare dei diradamenti, quindi togliere i grappoli in eccesso, lo possiamo fare, ma non dobbiamo essere troppo invasivi. Come è stata accettata questa nuova modalità operativa? Perché fino a 20 anni fa la quantità era ancora importante. Tu invece hai stravolto questa regola. Assolutamente sì, la quantità era importante, anche sinceramente nella mia famiglia, anche mio papà produceva molto di più. A casa mia è stato abbastanza facile perché mio papà era secondo me una persona molto lungimirante, molto aperta, forse perché era anche il più giovane della famiglia, e per cui quando io gli ho cominciato a dire queste cose lui non ha detto no, ha detto può essere, proviamo. Quindi abbiamo provato. Subito, già i primi anni si vedevano comunque i risultati. Dopo 3 anni addirittura siamo usciti sul mercato con le prime bottiglie e lì è stato veramente anche un successo, perché noi in 3 mesi vendiamo le prime bottiglie velocemente, quindi dice ma forse la strada è giusta, e quindi anche lui non aveva più nessun tipo di freno, anzi forse la fortuna nostra, e forse questa è la fortuna del cambio generazionale, avere un genitore che ti lascia ma ti osserva, ti controlla, dove c'è bisogno ti frena un pochino, perché il giovane a volte è un po' troppo esuberante, ha anche meno esperienza, però nello stesso tempo a volte quando serve ti spinge.
Poi è arrivata la Francesca, mia sorella, è arrivata 4-5 anni dopo, e anche lei poi ha sposato un po' la causa, quindi lei non ha studiato questo mondo, ha cercato di appropriarsi di alcune cose, lei segue ovviamente di più la parte commerciale, però ha sposato completamente la filosofia. Guardate la bellezza di questo grappolo, bello, pieno, sano, e Marco mi ha confidato che quella di quest'anno sarà un'ottima annata. E questo, i grappoli sono il risultato di una stagione di lavoro, un anno di lavoro, durante il quale Marco nel vigneto ci entra diverse volte e sempre facendo riferimento alle mani importantissime, con una cura quasi maniacale delle vigne, perché sono tante le cose da fare ed è lì che deve concentrarsi l'empatia tra lui, produttore, e la vigna. I passaggi manuali in vigneto sono tantissimi. Si parte a dicembre con la potatura fino ad arrivare a marzo, che poi facciamo la legatura. Ad aprile cominciamo con la scacchiatura, quindi togliamo i germogli in eccesso utilizzando dei carrellini elettrici nel nostro caso, perché le piante sono molto basse. Poi facciamo la spollonatura sempre manualmente utilizzando i carrellini elettrici sempre tra aprile e maggio. Dopodiché il mese di giugno invece facciamo la palizzatura, quindi i tralci vengono convogliati all'interno dei fili, dopodiché passiamo con una macchina a fare la cimatura, questo a giugno, e a luglio ricominciamo poi il lavoro di togliere i grappoli, sempre con questi carrellini elettrici, quindi siamo seduti per togliere i grappoli in eccesso e per togliere i grappoli dai fili, dalle foglie, proprio per predisporli per la vendemmia. Dopodiché arriverà il periodo più bello dell'anno, che è la vendemmia, che è generalmente tra metà settembre e la prima settimana di ottobre. E poi c'è un aspetto sempre più preponderante nella concezione filosofica moderna di un'azienda, compresa un'azienda vitivinicola, ed è l'aspetto della sostenibilità ambientale, che si può vivere in diversi modi, adottando delle scelte che possono portare dei benefici non soltanto per l'azienda, ma soprattutto per ciò che ci circonda. E Marco anche qui ha fatto delle scelte ben precise, impegnative, anche simpatiche se vogliamo, ma soprattutto molto efficaci dal punto di vista dell'impatto ambientale. Noi da sempre, perlomeno dal 96, abbiamo sempre cercato di lavorare nei vigneti nella maniera più rispettosa possibile. Perché? Perché ci andiamo noi a lavorare anche nei vigneti, non è che mandiamo solo delle persone, quindi abbiamo cura sia le persone ma anche la nostra salute. Quindi da sempre noi utilizziamo rame, zolfo, non utilizziamo insetticidi, facciamo lotta con fusione sessuale e addirittura anche su alcune operazioni che facciamo durante l'anno utilizziamo dei carrellini elettrici che poi utilizziamo anche durante la vendemmia e poi se andiamo in cantina è già 5-6 anni che l'85% dell'energia che utilizziamo viene autoprodotta con degli impianti fotovoltaici e anche l'azienda, la cantina sfrutta un po' la gravità nei passaggi in cui si può utilizzare. Il vino lo fanno in tanti, del resto Verona è una delle città più prolifiche sia in quantità che in qualità sotto questo punto di vista. Ma il bello è trovare le differenze tra cantina e cantina. E quelle che ho riscontrato in Marco è il rigore con il quale sceglie di produrre. Non è detto che si debba produrre per forza, perché questo addirittura rischierebbe di pregiudicare la stessa reputazione della cantina, ma per fare le scelte che fa lui ci vuole coraggio. Noi seguiamo il ciclo della natura, quindi se ci sono delle annate difficili non selezioniamo le uve da Amarone o di Recioto, se invece durante la vendemmia cambia un po' il meteo si seleziona una quantità inferiore di uva per cui il numero di bottiglie saranno molto più basse, quindi il numero di bottiglie qui a Roccolo Grassi dipendono dall'annata e dalla qualità, assolutamente. È una scelta impegnativa, È una scelta impegnativa, sì, sia da un punto di vista economico e a volte anche di gestione dei mercati, perché a volte bisogna riabituare alcuni mercati che il vino dipende effettivamente dalla natura e la quantità non è sempre la stessa. Però si può fare, secondo me. Chi non lo fa è perché non vuole farlo, si può fare. Ragazzi, bianco e rosso, perché in questa zona si producono entrambi, Soave e Valpolicella. Ti fa una domanda impossibile, Marco. Quale preferisci? Difficilissimo per me scegliere. Diciamo, per te il bianco e per me il rosso. Ecco, criterio equalitario di suddivisione. Grazie Marco. A parte gli scherzi, complimenti per tutto, per la filosofia, per la qualità e adesso passiamo anche a questo, che poi alla fine è qui che c'è il riscontro vero. Ciao ragazzi!
alla prossima cantierata. Cin cin. Cin cin.